Ligia Virtus non sfrutta il turno casalingo e davanti ai propri tifosi deve cedere l'intera posta in palio a un cinico Pompei che passa dal Contres Barone per 1-0, scavalcando in classifica proprio i barcellonesi. Nonostante la sconfitta, i padroni di casa ci provano subito con Calafiore, il cui colpo di testa non c'entra lo specchio della porta. Al 27esimo però Ligea avrebbe la chance per portarsi in vantaggio sul calcio di rigore concesso dall'arbitro Zuccarullo, ma dal dischetto Trombino si fa ipnotizzare da D'Agostino. Il Pompei non sta a guardare, al 35esimo puntoriero di testa dagli sviluppi di angolo, non c'entra la porta per questioni di centimetri. Bersaglio che prima dell'intervallo prova ad inquadrare la formazione barcellonese, ma la conclusione di Bonavita prima è disinnescata dal portiere, mentre il diagonale di Calafiore poco dopo si perde largo non di molto. Nella ripresa Ligia Virtus troverebbe il vantaggio al minuto 50 con Imò che mette in rete la respinta di D'Agostino sul precedente tiro di Calafiore, ma il direttore di gara nulla per fuorigioco dell'attaccante igeano. Insiste la squadra di Panarelli provandoci con Trombino al 52esimo e Gambino un minuto più tardi, che però non trovano il bersaglio grosso. Porta che al minuto 66 centra invece il Pompei quando il neoentrato Tompte approfitta di un errato rilancio difensivo dei barcellonesi e col destro mette alle spalle di Costantini, facendo così Ligia Virtus 0 Pompei 1. Nel finale però Ligia Virtus tenta il tutto per tutto, ma la conclusione di Bonavita al minuto 71 scheggia la parte superiore della traversa, poi il destro di Trombino viene bloccato da D'Agostino e infine il colpo di testa di Curò si perde alto sulla traversa. Con questa sconfitta la quinta casalinga, 11ª complessiva in campionato, Ligia Virtus rimane ferma a quota 33 punti in nona posizione, a più 8 sulla zona playout, ma con una gara ancora da recuperare, mentre il Pompei si porta a 34 all'8° posto.